Cose da grandi! Perché? 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 Sei troppo piccolo, non puoi ancora capire. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Io sono Mattia. Ciao, io sono Sara. Oggi vogliamo parlare di un argomento che sicuramente vi interesserà. Già, infatti, oggi parleremo di videogiochi. Sapete quando sono stati inventati i primi videogiochi? Noi non eravamo ancora nati, era il 1952. L'inventore fu un inglese di nome Alexander Douglas. Egli inventò un gioco chiamato Oxo, che altro non è che il gioco del tris, che noi a scuola facciamo spesso di nascosto quando la maestra spiega e la noia ci sommerge. Da Oxo in poi i videogiochi sono diventati il passatempo preferito di noi bambini e non solo. Pensa Sara, l'anno scorso mi è capitato di giocare per più di 5 ore ad un gioco. Mia mamma continuava a chiamarmi per la cena, ma io mi sentivo talmente dentro il gioco che non me ne ero neppure reso conto. Ad un certo punto mia mamma esplosa ed è entrata in camera mia. Ha staccato la spina del computer e mi ha messo in punizione. Una settimana di lavori forzati, che a casa mia vuol dire lavare i piatti. Che noia. Povero Mattia, come ti capisco? Ma cosa possiamo farci se ci piacciono così tanto i videogiochi? Ma perché non possiamo giocare sempre? Non c'è niente di più divertente che giocare con i videogiochi. Vi siete mai chiesti il perché? Se ci pensate, giocando riceviamo un piacere e una gratificazione immediata, proviamo soddisfazione in quell'esatto momento e questo ci spinge a continuare. Esattamente così, mi viene in mente che è tutto il contrario di quando invece dobbiamo studiare. Quello che ci costa tanta fatica è la soddisfazione. Non la sentiamo subito, ma solo dopo, quando magari prendiamo un bel voto o quando da grandi ci rendiamo conto di quanto sia stato utile studiare. Ma allora, Mattia, secondo te non si potrebbe studiare con i videogiochi? Pensa a quanto sarebbe più facile e divertente. Ma lo sai Sara che secondo alcuni studi ci sono dei videogiochi che sviluppano l'intelligenza dei ragazzi. Ad esempio il gioco dei Pokémon è stato dimostrato che questo allena la memoria e stimola la capacità di risolvere i problemi. Vedi, io penso che si possa studiare con i videogiochi. Se ci pensi, anche a scuola abbiamo fatto varie attività di gamification, creando giochi e quiz congeniali. Adesso vogliamo concludere la nostra chiacchierata con una curiosità. Lo sapevate che i videogiochi non sono sempre adatti a tutte le età? Esiste infatti anche un sistema chiamato con l'acronimo PEGI, che stabilisce su quale età si può utilizzare un videogioco. Esso si basa su 5 diverse fasce d'età: PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12, PEGI 16 e PEGI 18. Sulla confezione di un videogioco questa indicazione è sempre presente. Vi lasciamo con una domanda. Voi quanto tempo passate davanti ai videogiochi e quanto tempo invece all'aria aperta? Sperando che la nostra chiacchierata vi sia piaciuta e vi abbia fatto riflettere, vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Andiamo Mattia, dopo tutto questo parlare mi è venuta una gran voglia di giocare all'aperto. Ciao! A presto! Check it out, y'all.